chiamo De Gasper Paolo, sono il titolare dell'azienda Dega Farm, la mia azienda che conduco da più di 20 anni. Ho una ventina di vacche da latte. L'azienda è situata sulle Dolomiti a 1751 metri sul livello del mare. Conferisco una latteria sociale qui della zona. Ho anche una cavalla norica più 7 asini. Il finanziamento sulla cavalla norica del PSR riguarda le razze in via di estinzione. Il cavallo norico è una razza da tiro e da passeggiata leggera. Io lo uso più che altro per mantenere puliti i pascoli e i prati pascoli. Il prato pascolo innanzitutto viene prima pascolato e poi viene finito di pulire. Il prato viene sfalciato, raccolto il fieno che poi nei mesi invernali viene dato come alimento principale al cavallo e alle vacche da latte. Ma innanzitutto va specificato che senza gli aiuti del PSR un'azienda di montagna come la mia non vivrebbe, perché un'azienda agricola di alta montagna in sé non ha redditività, quindi senza PSR l'azienda non vivrebbe, e penso sia un grande investimento sia dal punto di vista europeo che nazionale che veneto del PSR appunto per il mantenimento della zootecnia e dell'ambiente montano. La chimica qui non esiste, i prati vengono concimati col letame naturalmente, il fieno viene essiccato sul prato nel fienile, quindi l'ambiente viene mantenuto intatto. Qui abbiamo una biodiversità che è assolutamente favolosa. Anche l'Università degli Studi di Padova ha fatto degli studi sulla biodiversità e qui nel comune di Livinallongo è emerso che c'è una fioritura che è unica nel Veneto. Io senza vacche, senza prati, senza le mie Dolomiti penso che non lo so, è la mia vita, semplicemente la mia vita. Un lavoro così, come tutti del resto, se non c'è la passione di fondo, ma questo ancora di più, non duri 10 giorni, ci vuole la passione. Per fortuna che c'è il PSR. Dove c'erano le aziende agricole piccole che non c'è stato ricambio generazionale, inevitabilmente vanno a morire. Ci vogliono investimenti, perché le nuove generazioni chiaramente hanno bisogno di strutture nuove, macchinari, di essere sostenuti. Il turismo anche qui sta cominciando a capire sempre di più che senza l'agricoltura, il mantenimento dell'ambiente non possono, tra virgolette, vendere il turismo. Il clima che sta cambiando, dove l'ambiente è curato e ben tenuto dalle aziende agricole con l'aiuto del PSR, le cose si riescono a gestire meglio, insomma, tutto lì.